Stiamo sentai in macchina in silenzio, mentre l'autista ne porta in teagaeria e a me ansia è tornata, forte come non mai. E mi rendo conto che il tempo passa su Charlie Tango e c'è sta una momentanea tregua. Christian è silenzioso e pensieroso, persino apprensivo, e il nostro umore più leggero di poco fa e sega dissolto. E il nostro umore più leggero e sega proprio dissolto. Chiese così tante cose che vorrei dirghe, ma sto viaggio è massa breve, è massa curto. Christian guarda fuori dal finestrin. José è solo un amico, mormoro. Christian e se volta al me guarda, i soci, i se cuppi e attenti, e noi se a sfusire niente. E a sua bocca, oh, e a sua bocca è una fonte di distrazione così irresistibile. E a ricordo su di me, dappertutto, e a sopè brusa, e il se muove sul sedile, e a grotte a fronte. Sti beissimi occhi, ise massa grandi, palto viso, Anastasia. Per favor, dime che te mangiare. Va ben, Cristia, moiame, mangerò, replico automaticamente. Dico sul serio? Ah, sì? Non riesco a trattenere sdegno né a me vosse. Onestamente, è audacia de st'uomo. Sto uomo è mega fatto passare l'inferno negli ultimi giorni. No, non è esatto, sostammi a ficarmi in l'inferno. No, esista io. Scuoto e muovo a testa, confusa. Non voglio litigare con te, Anastasia. Te rivoglio, e te voglio, e te rivoglio, e che tu, e voglio che te sia in salute. E il me dise dolcemente. Ma non se cambia niente, che so ancora, che se ancora e to 50 sfumature de tenebre. Ne riparleremo quando che torneremo in Rio, se morivai. E la macchina si ferma davanti a Gaeria e Christian smonta, assandome senza parole. E me verse a portiera e mi vegno fora. Perché te me fa questo? E a me vosse se più alta di quanto mi aspettasse. Fasso cosa? Christian se colto a sprovvista. Perché te me disi una cosa come quea e dopo te fermi? Anastasia, se morivai, semo dove che te volevi essere. Fasemo sta roba, poi parlemo e dopo andemo. Non ho proprio voglia di fare una scenata in mezzo a strada. Me guardo intorno, te hai ragione. È un luogo pubblico, massa. Strinso gli avari, mentre io e il me osserva con aria truce. Ok, borbotto imbronciata. Christian mettoe a man e me guida dentro l'edificio. Demo dentro, insomma, e si tratta di un magazine riconvertito, muri de mattoni, pavimenti de legno scuro, soffitti e tubature a vista chiari. Ese spazioso e moderno, e che c'è molta gente che si aggira, sosseggiando vin e ammirando il lavoro de José. Pa un attimo i miei problemi si ga disciolto, mentre mi rendo conto che io garea il suo sogno. E vai avanti così, Jack. Buonasera e benvenuti a mostra di José Rodriguez. Una giovane donna vestita di nero coi capelli castani scurti e rossetto rosso e grossi recini ascione ne dà il benvenuto, lancia una rapida occhiata a me e poi una molto più lunga del necessario a Christian. Quindi torna a guardare me, sbattendo le palpebre mentre diventa rossa. Aggrotto la fronte e ose mio. Oh, al manco era mio. Me trattengo dal fulminarla co sguardo. E a me fissa, poi me sbatte di nuovo le palpebre. Oh, sei tu, Anna. Ne farà piacere conoscere la tua opinione su sto questo, su tutto questo.
Sorridendo, me passa una brochure e me fa strada verso un tavolino pieno di bevande e stuzzichini. Come fa a sapere come che mi chiamo? E conosci tu? Mi domanda Christian stupito. Scuoto la testa, ugualmente sconfusionato. E mi strinse nelle spalle, distratta. Cosa ho avuto da bere? Cosa ho avuto da bere? Un bicchiere di vin bianco, grazie. Eo si acciglia, ma tien fre a lingua. Anna, José arriva facendosi largo tra foia. Accidenti. E indossa un completo e sta molto bene. E mi sorride raggiante e mi abbraccia, stringendomi forte. E tutto quello che riesco a fare è non scoppiare a piangere. È il mio amico. Io è il mio unico amico. Mentre Kate se via, gli occhi mi si riempie di lacrime. Anna, so così felice che tu sia qua, che te abbia fatta a essere qua. Me sussurra in teareccia. All'improvviso me si scosta e me fissa. Cosa che sei? Ehi, stato bene? Te me pari un fia strana. Oh, ma sì, tu dimagria. Ricaccio indietro e lacrime. No, anche a te. José, stavo bene, moeme, sto molto felice per te. Congratulations per la mostra. Mi trema a voce nel vedere la preoccupazione nel suo volto così familiare, ma goda a trattenermi. Come si tu arriva fin qua? Mi domanda. Il mega porta Christian? Dico improvvisamente in apprensione. Oh, José si riabbuia e il memoria. Finalmente, dove sei? Laggiù, esendade a torre da bevere. Che indico Christian con un cenno della testa e noto che si sta intrattenendo con qualcuno mentre aspetta in coa. In quel momento io alza gli occhi e i nostri guardi e si incrocia. Me sento paraisa, mentre fisso che l'uomo de una bellezza impossibile, che me guarda con emozione imperscrutabile. E il suo sguardo è ardente e me brusa dentro. E poi un momento se sentimo e se perdemo l'uno nell'altra. Oddio, sto uomo mi rivuole. E nel profondo della mia anima sboccia lentamente una gioia. Per fortuna il team mai una gioia vince ogni tanto. È una gioia dolce come una campanula nell'alba appena sorta. Anna, José mi distoglie dai suoi pensieri e da questi pensieri e mi riporta al presente. So così contento che te si vegnu. Senti, goda avvisarte. L'arrivo di Miss Capelli cortissimi e rossetto rosso che impedisse di finire a frase. José è il giornalista di Portland Prince, ase qua per parlarti. Viento, mi rivolge un sguardo e un sorriso educato. Ficco, vero? E ha fama. José e sorride e mi non posso fare meno manco di ricambiare. E se così felice. Se vediamo dopo, Anna, e mi basa sua guanza e mio vardo allontanarsi verso una giovane donna natosatea in piedi accanto a un fotografo alto e allampato, ossia vecchio. E fotografie di José e se dappertutto, e in sti casi montate in dei grandi pannelli. Sono sia bianche che nere che a colori, molti paesaggi e pervasi di una bellezza eterea. In uno di essi scattavi sia il lago di Vancouver e quasi sera e nuvole rose si riflette sua fissità dell'acqua. Pa un attimo mi sento in pace, tranquilla, e è proprio incredibile.
Christian arriva e mi raggiunge e mi porge un bicchiere di vin bianco. È all'altezza? La mia voce suona più normale. E il me guarda con aria interrogativa. E il vin? No, raramente lo è a eventi come questo. E il ragazzo gattaento, vero? Christian mira la foto del lago. Perché te pensi che gli a domanda di farti un ritratto, altrimenti? Non riesco a trattenere l'orgoglio ne a me vosse. I suoi occhi si voia impassibili dai fotografie a me. Christian Grey, Christian Grigio e il fotografo del Portland Pritz si avvicina. Posso scattarti una fotografia? Certo. Christian nasconde il suo sguardo severo, mi fa un passo indietro, ma io mi afferro a mano e mi tira al suo fianco. E il fotografo ne guarda entrambi, senza riuscire a trattenere stupore. Grazie, signor Grigio, scatta un paio di foto. Miss? E il domanda. Anna Steele, dico, grazie signorina Steele e scappa via. Ho cercato foto con altre donne su internet e non ne sé, ecco perché Kate pensava che te fossi gay. E a bocca di Christian si piega in un sorriso. Questo spiega la tua domanda inopportuna. No, mi non do mai appuntamenti ai femmine, Anastasia, so che a te, ma questo ormai ti ho sa. I soci i brusa de sincerità. Così non te porti mai e to... Me guardo intorno per controllare che nessuno mi ascolta. E t'ho sottomesse fora qualche volta, ma no per un appuntamento, per fare shopping, satto? Si stringe in te spae, senza staccare gli occhi dai miei. Oh, così sono a sostanza dei soghi e a sostanza rossa delle torture e il suo appartamento. Non so che cosa provare a riguardo. So a te, Anastasia, so a te, ripete, sussurrando. Oh, mi divento rossa e mi fisso i dei. A suo modo, Christian, e il me vuoi ben. E il tuo amico sembra più un fotografo dei paesaggi che dei ritratti. Facciamo un giro e il metto al Parma. Si soffermiamo davanti a altre stampe e noto una coppia che annuisce verso di me, sorridendo come se me conoscesse. Deve essere perché so con Christian, ma il mio ragazzo mi sta fissando apertamente. Strano. Giriamo l'angolo e capisco perché sto ricevendo tante occhiate strane. Appesi sulla parete di fronte di noi altri, che se 7 ritratti enormi, tutti mio fisso sconcertato, stupefatta, mentre il colore sparisse dal mio viso. Oh, mi imbronciata, sorridente, corrucciata, seria, divertia, tutti i primi piani, tutti in bianco e nero. Accidenti! Ricordo José che armeggiava quella macchina fotografica in un paro di occasione, quando gli era venuto a trovarmi e quando l'avevo accompagnata come autista e assistente fotografa. Mi aveva scattato alcune istantanee, o così pensavo. Ma no, ste foto così invadenti. Guardo Christian che sta fissando, inebetio, ognuno dei ritratti. A quanto pare non so l'unico, mormora criptico, la bocca serrata in una linea severa. Penso che sia arrabbiato. Scusami, el dise, inciodandomi col suo luminoso sguardo grigio. E si dirige verso il banco di reception. Quasi è il problema adesso? Io guardo ipnotizzato. Mentre parla con miei capelli cortissimi, rossetto rosso, e il tira fuori il portafoglio e se ne estrae a carte da credito. Merda, deve gavarare aver comprato un ritratto. Ehi, te si ti amusa? Ste fotografie, ese fantastiche, un ragazzo con un incredibile ciuffo biondo e me fa trasaire. Sento una mano sotto il gomito. Christian se torna. Sei un tipo fortunato. Ciuffo biondo fa un sorriso a Christian, gli rivolge una occhiata fredda. Lo sono, brutta merda, borbotta cupo, mentre mi trascina in disparte. E con questa vi saluto, alla prossima puntata.